Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Non mi chiedete perché, però mi è presa voglia di vedere la conferenza stampa di Ranieri. Devo essere sincero, io negli ultimi anni, in realtà è una cosa che io proprio non ho mai, quasi mai fatto, guardare le conferenze stampa, salvo rari casi. Però questa volta ho deciso di guardarmi la conferenza stampa di Ranieri, anche perché vedo un Cagliari che a livello di marketing sta puntando molto su questa partita. Ci sono viste alcune grafiche, anche semplicemente le storie fatte dal Cagliari, in cui puntano molto su questa partita perché per molti tifosi del Cagliari ovviamente questa non è una partita banale per rivalità, per qualsiasi cosa. Secondo me ha influito anche il fatto che una delle partite più belle degli ultimi anni del Cagliari sia stata proprio contro il Napoli, anzi due delle ultime partite più belle. Una è ovviamente il gol di Lucas Castro al San Paolo e l'altra non può non essere Cagliari-Napoli 2-1 con il gol del capitano Di Nuca. E magari questo sulle conferenze stampa, se a voi interessa, potrebbe diventare un format. Lo trovo abbastanza problematico però perché mi sono reso conto, lo è sempre stato, ma ho avuto un'ulteriore prova di questo, di quanto le conferenze stampa lasciano un po' il tempo che trovano, perché sono un cumulo di frasi di circostanza e cliché di vario tipo. Però per quanto mi è possibile cerchiamo di analizzarla. Io mi sono segnato alcuni punti chiave e mi divido lo schermo per fare in modo di vedere un po' tutto. Se mi vedrete guardare qua è perché qua mi sono scritto tutti gli appunti. Allora, la conferenza stampa comincia con la situazione sull'infermeria e qui ci sono comunque delle nozioni importanti perché bisogna sapere chi sarà presente e chi non sarà presente per la partita di domenica. E il mister ci informa che Shomurodov e Oristanio sono parzialmente rientrati, svolgendo allenamento a parte e qualcosina con la prima squadra. Sulemana ha avuto un piccolo risentimento ma nulla di grave, invece Mancosu e Azidiakos sono out, quindi loro due sono sicuri che non ci saranno per la partita. Shomurodov e Oristanio, Shomurodov lascia il tempo che trova, Oristanio a seconda di come sarà la partita potrei addirittura azzardarmi a un piccolo rientro, però dipende sempre da come andrà la partita. Però la carta Oristanio potrebbe essere una carta non così sbagliata, secondo me. Poi Ranieri dice che il secondo tempo di Udine è la traccia che dobbiamo seguire e io direi anche ovviamente perché non può esserlo per forza di cose il primo tempo, perché se il primo tempo è la traccia che dobbiamo seguire stiamo messi abbastanza maluccio, è ovvio che è il secondo tempo la traccia che dobbiamo seguire. Poi c'è una domanda che ho sintetizzato più o meno così, ovvero arriva il Napoli, altra grande squadra che vive un momento di difficoltà, specie dopo l'ennesimo cambio di allenatore. Pensa che questa paura che ha il Cagliari sia figlia di un eccessivo realismo, e qui prende esempio frasi come del tipo non sono queste le partite da vincere eccetera eccetera, e che la squadra in alcune partite si sia presentata in campo già battuta? A me da tifoso mi viene da rispondere sì, è palese che sia così. Però Ranieri ha risposto con una domanda, cioè con una risposta abbastanza banale, il classico cliché, ma è anche ovvio che sia così perché un mister che fa questo lavoro a livello di impatto mediatico non se ne può uscire con frasi oddio, chissà che deve essere comunque uno che mantiene un attimo la calma e spara quei 3-4 cliché, ma è giusto che sia così e per quello a me le conferenze stampa non mi sono mai piaciute perché possono essere utili quando uno va a guardare quella che è la situazione a livello di giocatori che sono disponibili e indisponibili, perché per il resto
secondo me racconta veramente poche cose. Comunque la risposta di Ranieri è stata: noi dobbiamo giocare queste ultime partite come sappiamo giocare, senza contare il nome dell'avversario e rispettando tutti. Il Napoli non è in crisi, al di là del risultato i nostri tifosi dovranno essere fieri di quello che avranno visto in campo. Allora, questa ultima frase, ovvero che i nostri tifosi dovranno essere fieri di quello che avranno visto in campo, mi va a cozzare molto con il noi dobbiamo giocare queste ultime partite e come sappiamo giocare. Perché la domanda che mi faccio io è: come sappiamo giocare? Cioè, qual è il modo identificativo del Cagliari di giocare le partite, di approcciarsi ad una partita? Perché questo elemento secondo me è inesistente. È chiaro che una risposta diversa non ci se la poteva aspettare, dai, parliamoci chiaro. Non sono d'accordo però sul fatto che il Napoli è in crisi. Secondo me non ammettere che il Napoli in questo momento, partita con il Barcellona a parte, che io non ho visto quindi non posso giudicare, non sia in crisi, secondo me è un po' come negare di vedere l'elefante nella stanza. Il Napoli è effettivamente in crisi e sul fatto che non avrebbe fatto le stesse cose che fece il Napoli dello scorso anno, quello penso sia chiaro a tutti, perché quel Napoli era veramente una macchina perfetta con gli ingranaggi ben oleati che non sbagliava assolutamente nulla. Quindi ripetere lo stesso percorso fatto l'anno scorso era molto difficile, se non addirittura impossibile, specie dopo le dimissioni di Spalletti. Però il Napoli che abbiamo visto nelle ultime partite, definirlo non in crisi ha del paradossale. Penso sia veramente paradossale e penso che siano proprio i stessi napoletani che hanno definito la squadra in crisi, ma è oggettivo, è prettamente oggettivo. E non lo so, questa affermazione mi è sembrata come un po' mettere le mani avanti nel caso la partita vada a finire male, come per dire: ma io ve l'ho detto, il Napoli non era in crisi. Mi auguro che non sia così. Poi Ranieri su Viola, sul fatto che ultimamente non abbia visto più di tanto il campo, spiega che aveva bisogno di rifiatare, così come Prati. Sono giocatori che non mi sono utili, ma utilissimi. Ci informa anche che il Cagliari non cambierà strategia in base all'arrivo di Calzona, e questo penso che sia logico, perché il Cagliari comunque deve approcciare a questa partita come l'avrebbe approcciata se ci fosse stato Mazzarri in panchina, o come se ci fosse stato Rudy Garcia, o come se ci fosse stato Spalletti. Perché arrivato a questo punto del campionato, tu le partite le devi approcciare tutte col coltello tra i denti. È inevitabile. Poi a domanda se il pareggio di Udine è servito a livello mentale, Ranieri ha risposto: noi dovevamo mettere a posto la nostra mentalità, dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver fatto il massimo. Ma in quante partite è successo questo? Mi si sta creando io amo alla follia Ranieri, ok? Però mi si sta creando lo stesso effetto placebo che ho vissuto con il famoso video dell'allenamento di Ranieri. Quanti di voi se lo ricordano? Dopo la partita col Como l'anno scorso ci fu la partita col Cittadella e diventò viralissimo il video di Ranieri che fomentava i giocatori in allenamento dicendo tutti frasi motivazionali: la partita comincia oggi, la partita ce la stiamo cominciando a giocare oggi, vi voglio concentrati. Ma un fomento allucinante quel video, cioè ha fomentato anche me. Però poi se voi vedete quel video e andate a vedere la partita che ha fatto il Cagliari a Cittadella, troverete che ci sono degli elementi che dire che sono agli estremi opposti è poco, perché il Cagliari a Cittadella ha fatto una delle partite più anonime che possano esistere. Per carità, sarà stato anche merito del Cittadella all'epoca per aver contrastato bene il Cagliari, non lo metto in dubbio, la partita finì 0-0, ma si notò un distacco tra aspettative e realtà. E queste frasi mi danno la stessa identica sensazione.
Cioè, mi sembrano proprio quelle classiche frasi che una persona sa che deve dire, ma le dice per dirle più che per sentirsele veramente. E io so che non è così, perché so che Ranieri è il primo che se le sente, ma quando le parole vengono dette e non vengono susseguite dai fatti, lasciano il tempo che trovano. E di conseguenza anche le conferenze stampa lasciano il tempo che trovano. Per come la vedo io, mia idea, mia opinione. Poi Ranieri ci tiene a specificare che non si è dimesso per tastare il polso dei ragazzi, era per risolvere effettivamente il problema, e io di questo ne sono arci sicuro, ne sono straconvinto. E poi continua rispondendo a un'altra domanda dicendo: Claudio Ranieri non può fare nulla per salvare il Cagliari, quest'anno dobbiamo lottare per cercare di rimanere in Serie A fino in fondo, dovrà essere il nostro ideale. Tra l'altro ho saltato una piccola parte in questa frase dicendo come non poteva fare niente l'anno scorso Ranieri per salire in Serie A, se non mi sbaglio. E ci posso anche stare, però sempre dovrà essere il nostro ideale, dobbiamo lottare. È stato anche lui il primo in conferenza stampa a dire che è prolisso e ripetitivo e lo capisco, perché alla fine mi, mi immagino che anche le altre conferenze stampe siano state così. Però, per quanto io possa criticarle, allo stesso tempo mi chiedo che altro dovrebbe dire. Eh, È un cane che si morde alla coda alla fine. Poi un'altra cosa interessante, Ranieri dice: tutti i giocatori fondamentali sono quelli che tengo d'occhio. Chi mi convince gioca. E quindi c'è un problema di base. C'è un problema di base perché a quanto pare chi si impegna in allenamento non si impegna in partita. E magari chi si impegna in partita non si impegna in allenamento. Cioè, tutto quello che può andare male sostanzialmente va male. La famosissima legge di Murphy, no? Questa parte la lascio per ultima perché è quella che mi ha dato più spunti e con cui voglio concludere. Qua c'è scritto: un giornalista chiede se il Cagliari è pronto a fornire una prestazione simile a quella fatta l'anno della retrocessione, sempre in un Cagliari-Napoli. E Ranieri risponde: sì, ma le mie parole non contano niente, dobbiamo dimostrarlo sul campo e solo lui ci dirà se siamo o non siamo all'altezza della situazione. E su questo ovviamente non posso che essere d'accordo, perché è ovvio che l'unico verdetto lo potrà fornire il campo. Però sul fatto che le sue parole non contano niente, magari non contano niente in questo ambito, ma io penso che le sue parole contino, in realtà contino veramente tanto. E poi ragazzi c'è lo spunto di riflessione più grande che mi ha dato questa conferenza stampa, perché ho cercato di seguirla anche sotto l'aspetto del non solo dell'approccio verbale di quello che è detto, ma anche di quello che non è detto, quindi espressioni facciali, mimica, gestualità, quanto l'ho cercato di seguirla proprio al 100%. E verso la fine, credo, a Ranieri viene fatta una domanda su Jerry Mina. Si parla di Mina definendolo come acquisto ideale per il Cagliari a livello di atteggiamento. Oddio, acquisto ideale magari non è corretto, come tassello che mancava, ecco. A livello di atteggiamento, paragonando il Cagliari precedente ad una squadra di collegiali. Quando Ranieri sente la parola collegiale, e cito quello che ho scritto, risponde con un'espressione facciale che fa capire quanto effettivamente questa affermazione sia vera e quanto, tra parentesi, credo, stia lavorando su questo aspetto, perché vi giuro ragazzi, in quel momento ha fatto una faccia che in quel caso veramente vale più quell'espressione di 1000 parole. E anche su questo sono d'accordo, perché penso che l'apice per il momento Mina l'abbia raggiunto nella partita con la Roma. Penso che una prestazione più bella di quella non l'abbia fatta. Poi è chiaro, stiamo a parlare di 3 partite, però. Eh, Però effettivamente uno col suo atteggiamento, uno col suo carisma, uno che effettivamente ti guida tutto il reparto difensivo, mancava.
il reparto difensivo del Cagliari sembrava veramente una classe di collegiali, e la faccia che ha fatto Ranieri è stata veramente tutto dire. E tra l'altro aggiunge: Mina è stato preso per le sue qualità tecniche e caratteriali e di guida per il reparto arretrato. Non che ce ne fosse stato così tanto bisogno, ma ci voleva un ragazzo della sua personalità. Io penso che il bisogno ce n'era vista la situazione difensiva. Però, se il mister dice così, rispetto le sue parole. Però penso che il bisogno ce n'era e come. Niente ragazzi, il video finisce qui. Io sono curioso di sapere voi cosa ne pensate della conferenza stampa, se volete che questo diventi un format continuo, fisso nel tempo, fatemelo sapere voi qua sotto nei commenti. E niente ragazzi, detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.